In questo video vedremo le funzionalità di Modern Hub. Io sono Ivo Rossetto del team di supporto tecnico e R&D di Prasa Media Technologies, distributore italiano PIAP. Principalmente le due funzioni di Modern Hub sono il wireless screen sharing, quindi la condivisione dello schermo tra dispositivi diversi, e l'utilizzo di periferiche USB tramite Wi-Fi. Vediamo la prima funzione, quella dello wireless screen sharing. Abbiamo una situazione in cui ci sono più presentatori e più spettatori, entrambi saranno connessi o alla Wi-Fi integrata nel caso di Modern Hub Plus o ad un access point connesso alla LAN alla quale sarà connesso Modern Hub. I presentatori condividono il proprio schermo, gli spettatori decidono quale delle due presentazioni seguire. Quindi spettatore 1 decide di seguire la presentazione 1, spettatore 2 decide di seguire la presentazione del presentatore 2, spettatore 3 decide di visualizzare lo schermo del presentatore numero 2. Sul display di sala verranno mostrate entrambe le presentazioni. Il display di sala è connesso via HDMI a Modern Hub. L'area del display verrà splittata in due parti per visualizzare le due presentazioni. Questa funzionalità sarà accessibile sia da Mac e PC e anche da dispositivi mobile, quindi Android e iOS. Per quanto riguarda Mac e PC, tale funzionalità può essere utilizzata semplicemente da browser, quindi senza installare alcuna applicazione, alcun software, o dall'app dedicata. Per quanto riguarda i dispositivi mobile, sarà necessario installare l'app dedicata che potete trovare su Play Store nel caso di Android e App Store nel caso di iOS. Vediamo quindi la seconda funzionalità di Modern Hub, cioè quella dell'utilizzo di periferiche USB via Wi-Fi. Modern Hub ci permette di utilizzare dal nostro software di videoconferenza sul nostro dispositivo le periferiche USB presenti in sala, semplicemente connettendoci alla Wi-Fi integrata di Modern Hub Plus oppure ad un access point della stessa rete alla quale è connessa Modern Hub. Modern Hub Plus e Modern Hub hanno una porta USB, quindi per utilizzare più periferiche differenti sarà necessario connettere un hub USB. Nel software di videoconferenza potrò selezionare una periferica microfono, una periferica per l'uscita audio, una periferica per la telecamera, e sarà potenzialmente possibile anche connettere più periferiche dello stesso tipo, ad esempio più telecamere. Tuttavia durante la videoconferenza sarà possibile utilizzare una singola periferica per tipo, quindi un microfono, un'uscita audio, una telecamera. Potrò selezionare una delle telecamere presenti nella pagina di configurazione di Modern Hub, però questo in fase appunto di configurazione, quindi non all'interno della videoconferenza. Per questo vi rimando al video che abbiamo fatto per la configurazione di Modern Hub. Questa funzionalità sarà accessibile da PC o Mac, non è accessibile da dispositivi mobile, quindi Android e iOS. Per utilizzare questa funzionalità sarà necessario o installare l'app e i driver collegati, abilitando appunto questa installazione durante l'installazione dell'app stessa, o per l'utilizzo da browser sarà necessario installare i driver dedicati al browser. Abbiamo quindi visto come Modern Hub sia la soluzione ideale per le vostre meeting room, semplificando la collaborazione, la condivisione e la videoconferenza senza necessità di connettere alcun cavo al dispositivo dei partecipanti al meeting. Vi invito quindi a seguire il nostro canale YouTube per altri video di approfondimento su questa e altre tecnologie.